Buongiorno a tutti, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. La stagione balneare è ormai alle porte e saranno tanti i pescatori a spostarsi nelle tante città di mare, località balneari, per trascorrere qualche giornata di vacanza, ma anche di pesca. Pescatori esperti, ma tanti pescatori alle prime armi, che vorranno dedicare qualche ora sicuramente alla propria passione, sia di giorno che di notte, nelle calde giornate estive e nelle bellissime serate che solamente il mare sa regalare. Ma sappiamo davvero tutto sui divieti estivi per i pescatori e i turisti? Scopriamolo insieme. Punto primo. Orario consentito per la pesca in periodo balneare dalle ore 19 di sera alle ore 7 di mattina. Orario che può variare a seconda della regione di appartenenza, quindi prima di mettersi a pescare è sempre bene chiamare la guardia costiera per sicurezza e chiedere ovviamente informazioni. Per la tutela dei bagnanti, in generale, dal 1 maggio al 30 di settembre di ogni anno c'è il divieto di pescare durante le ore di balneazione. Tuttavia, nelle ore serali e in quelle mattutine, al di fuori della fascia oraria interdetta, l'esercizio della pesca, generalmente, è da considerarsi lecito. Un piccolo suggerimento. L'unico modo per evitare salati verbali è quello di fare una piccola ricerca sul web per reperire l'ordinanza della regione nella quale ci stiamo recando in vacanza. Attenzione che talvolta ci sono anche quelle comunali, per sapere con sicurezza come comportarsi. Generalmente Sicilia e Sardegna sono le regioni che prolungano la stagione balneare fino al 31 di ottobre, segue poi l'Emilia-Romagna che fissa il limite al 28 ottobre. Seguono poi tutte le altre, anche se la maggior parte non si discosta molto dal 30 di settembre. Esiste poi qualche rara eccezione, ad esempio la Puglia, in cui la stagione balneare copre l'intero anno solare e impone 24 ore al giorno il rispetto della fascia di balneazione, 200 metri. Divieto numero 2. Divieto di accampamento. Le spiagge sono parte del demanio pubblico e decidere di accamparsi è un'occupazione abusiva di suolo pubblico. Vietato anche accamparsi e dormire sulla spiaggia. Regolamenti e ordinanze locali sanzionano anche pesantemente il fenomeno dell'accampamento abusivo in riva al mare, che in alcuni comuni rappresenta un problema diffuso, reputato idoneo a giustificare azioni di controllo capillari. In questi casi le sanzioni arrivano addirittura a 500 euro e della vigilanza sono incaricati carabinieri, vigili urbani, polizia e guardia costiera. Numero 3. Vietato in molti luoghi il falò in spiaggia. Le multe differiscono da luogo a luogo, ma possono arrivare anche a importi di 1000 euro, rischiando così di trasformare un allegro falò in una cosa decisamente spiacevole. Questo perché la spiaggia, anche se data in concessione, è pur sempre un bene demaniale. Numero 4. È vietato lasciare gli ombrelloni in spiaggia. È vietato anche lasciare l'ombrellone in spiaggia per ritrovarlo montato il giorno dopo. Questa modalità, unita al fatto che blocca dei posti potenzialmente fruibili da altre persone, è punita con una multa da centinaia di euro. Dato che le spiagge sono uno spazio demaniale, infatti, occuparle arbitrariamente va contro l'articolo 1161 del Codice della Navigazione. Divieto numero 5. Vietato portare sabbia e conchiglie a casa. Sabbia e conchiglie come souvenir, anche in questo caso si rischia. In questi casi è sempre il Codice della Navigazione, all'articolo 1162, estrazione abusiva di arena e altri materiali, a chiarire che chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta dall'articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549 a euro 9296. Ed eccoci arrivati al punto 6 di questo elenco di divieti per i turisti e per i pescatori nel periodo balneare,
una cosa un po' complessa e difficile da digerire per i pescatori più integralisti, che è quella di pensare di avere la precedenza sui bagnanti. Che sia di giorno o notte, nel periodo balneare o meno, se ci troviamo a pescare e accidentalmente dovesse entrare in acqua qualcuno per fare il bagno, dobbiamo mantenere una distanza minima di 200 metri o aspettare eventualmente che se ne vada con le lenze a terra. Sulle scogliere naturali, che ricordo non essere i pennelli di roccia che troviamo lungo le spiagge, quelli artificiali, tanto per intenderci, si può pescare, ma in periodo balneare vale la stessa regola che sulle spiagge. Quindi, se ci sono bagnanti nelle immediate vicinanze, dobbiamo aspettare che se ne vadano con le lenze a terra. Questo perché in caso di lesioni possiamo essere denunciati del medesimo reato. Quindi ecco amici i principali divieti per i turisti e per i pescatori in periodo balneare. Nella prossima puntata invece amici vedremo i divieti per la pesca subacquea. Io sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Continuate a iscrivervi al canale, continuate a seguire le avventure, perché come vi dico sempre, le avventure non finiscono mai.